Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buon pomeriggio dal Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo. Mirko Villanova in cabina di regia, o meglio in cabina di commento, e in regia con noi abbiamo Vincenzo Russo e Matteo Denoni. Bene, buon pomeriggio, vi dicevo, inizia anche per me il campionato di eccellenza quest'anno. Direi che l'ho iniziato magari un paio di settimane fa a Mansuè per seguire la gara del Porto Mansuè, ma per quanto ci riguarda, questo è il nostro campionato, insomma, che seguiamo, quello dell'Eclisse Careni Pivigina, come di consuetudine ogni anno con voi per le partite in casa. E allora inizio proprio da questa settimana, perché la scorsa settimana, o 15 giorni fa, meglio dire, ci fu il collega Marco Mazzocco che commentò appunto la partita qui di fronte al pubblico amico. Stanno per entrare le squadre, manca poco, si gioca una gara che vedrà di fronte l'Eclisse Careni Pivigina e il Caerano. È un Caerano, ne parlavo poco fa negli spogliatoi con dei dirigenti, è un Caerano che sorprende, ha sorpreso anche loro forse, e ha sorpreso un po' la stampa, un po' insomma la gente che segue questo campionato, perché forse il Caerano vive ancora sull'emozione, sulla gioia, sull'euforia di una promozione guadagnata molto bene e il passaggio appunto di categoria, e vedremo quindi come si manterrà in questo difficile campionato di eccellenza. Per il momento la situazione è più che mai rosea: Calcio Caerano con 6 punti, con il Dolo che ne ha altrettanti 6, poi davanti invece Cavarzano, Godigese e Leo Oderzo con 7 punti, con 5 il Borgo Valbelluna, con 4 l'Eclisse, il San Donà, la Marosticense, l'Uniod Borgorico Campetra e il Porto Mansuè, mentre Giulia Sagittaria e Piovese sono a 3, Giorgione a 2, chiudono l'Arcella Padova e il Vittorio Falmec. Saprete sicuramente tutti del cambio appunto in casa Vittorio Veneto, dove non c'è più sulla panchina Omar Moschetta, ma da questa domenica siede il tecnico Mauro Conte, che contro la Giulia Sagittaria cercherà naturalmente di ribaltare questa situazione negativa che si è venuta a creare a Vittorio Veneto dall'inizio del campionato con le sconfitte. Quella più pesante è stata quel 7-1 di domenica scorsa, che ha influito, pensiamo, e pesato notevolmente sulla decisione della società, del presidente Mauro Tonon, con cui abbiamo dialogato nella giornata di sabato scorso appunto, e parliamo anche di questo, insomma, di una situazione che si è venuta a creare, e adesso vedremo che cosa salterà fuori. Naturalmente ci vorrà un po' di pazienza anche per Mauro Conte, che ha subito dichiarato
che la squadra è una squadra estremamente giovane, fatta di giovani che potrebbero chiaramente dare fiducia, dare importanza alla società, ma anche che fa rischiare notevolmente la società. Bene, questo per quanto riguarda il Vittorio Veneto. Chiusa la parentesi, apriamo la parentesi Eclisse Careni Pievigina, che tra poco vi racconterò, di cui tra poco vi racconterò la formazione. Comincio con il calcio caerano, che vede in campo questi 11: Rossetto, Mariuz, Berto, Scandiuzzi, Girardi, Mognon, l'ex di turno, Rigato, Feltrin, Gemelli, Oudab, Tombacco. Questo l'11 del calcio caerano, un 11 piuttosto interessante che vedremo poi sul campo. In panchina con il signor Denis Bessegato troviamo Scanagatta, Filippetto, Dalla Santa Casa, Piero Bon, Bettiol, Pontin, Ongarelli, Trevisson e Cazzola. Risponde la formazione di casa l'Eclisse Careni Pievigina, oggi in completo rosso, solo il portiere, solo Spadetto in completo arancione fosforescente, mentre dall'altra parte c'è un giallo altrettanto fosforescente e vedibilissimo. L'Eclisse schiera questi 11: Spadetto, Cazzaro, Tonon, De Luca, Gasparini, Segat, Salamon, Bressan, Ianco, De Zotti e Telesi. Questi gli 11 che ha scelto Malerba. In panchina con il tecnico e con lo staff porta Falso, Ravagnan, Nardi, Pavan, Cotali, De Faveri, Fogliano, Cociu e Del Savio. Spicca un po' l'assenza di due uomini che stavano facendo molto molto bene in questo inizio di campionato. Intanto attenzione, ovvero Cotali e Pavan. Pavan soprattutto all'ala sinistra aveva dato ottime prove durante queste gare iniziali del campionato. È un'età media, quella dell'Eclisse Careni Pievigina, che ritorna bassa per quanto riguarda la sfida tra le due in campo, e sono un'età media di 21,09, mentre risponde l'età media del Caerano con 22,82. Un po' di colpa qui la facciamo, colpa tra virgolette e simpaticamente, per l'amico Nicolò Gemelli, che è del 1991, insomma lo considero mio figlio, e quindi perfetto, ve lo vedo anche che un bel monitor da parte della nostra regia. Ringrazio subito i nostri follower che sono già in ascolto e in visione, quindi ricordatevi anche magari di iscrivervi al nostro sito, al nostro canale streamingsport.it, facilmente accessibile a tutti, poi insomma con l'iscrizione ancora di più. 1 minuto e 13 secondi di gioco, entriamo in cronaca diretta per questa gara che, da quello che posso vedere dai primi scambi e dalle prime corse avanti e indietro, è iniziata in maniera piuttosto veloce. Quindi adesso vediamo che cosa nasce da questa partita. Intanto il Conegliano è in vantaggio per 1-0 nella Serie D contro l'Adriese. Daremo un'occhiata anche ai vari risultati che arriveranno dai campi, sia per quanto riguarda la Serie D, ma soprattutto per quanto riguarda e concerne l'eccellenza. Ci sono partite piuttosto interessanti quest'oggi, come United Borgorico Porto Mansuè, che spicca un po' su tutti, e spicca anche questa partita tra Eclisse Careni Pievigina e Caerano, vista la classifica appunto alta, diciamo così, di un sorprendente Caerano. Ecco il Caerano che porta avanti la palla oltre la metà campo con il numero 7 Rigato, che poi va a trovare il suo capitano Scandiuzzi, che prova a girare la palla, si ferma, deve tornare indietro dalla parte opposta. L'ex di turno con il numero 6 Mognon, Filippo Mognon, ha sventagliato sulla sua destra, palla che termina in fallo laterale perché nessuno è riuscito a controllarla, e ancora la possibilità quindi di rigiocare questa palla con un pochino più di tranquillità con le mani da parte della formazione di casa, che prova a rallentare la partenza lampo effettuata dalla formazione ospite di mister Bessegato. Guadagna palla ancora il Caerano con questa palla buttata, gettata in avanti. Attenzione a Oudab, molto bravo. Tra l'altro Oudab ha fatto un campionato lo scorso anno con la Godigese molto molto interessante. Viene in avanti ancora, cercava di passare Rigato, non passa perché c'è il suo diretto avversario Gasparini che lo blocca sul nascere. Ancora la palla portata in avanti dal duo Oudab-Rigato, si bloccano lì e allora può rinviare lungo, ma con palla che viene riconquistata
conquistata ancora dalla formazione ospite, che getta palla in avanti, poi la ripartenza perché Gemelli non è riuscito a stoppare questo pallone abbastanza difficile, cerca di giocarla ancora, ci riesce con l'aiuto anche di un giocatore ospite. De Luca prova a manovrare, eccolo che riceve nuovamente De Luca. Alberto De Luca è un classe 2006, quindi estremamente giovani ancora per quanto riguarda la formazione di Malerba. Lancio in avanti con palla che non viene conquistata dal numero 11 Telesi, che è uno dei nuovi acquisti della formazione appunto dell'Eclisse Careni Pievigina. Palla che viene manovrata da Spadetto dal basso, si prova a partire dal basso ma chiudono tutti i varchi e vanno subito in pressing alto quelli del Caerano, lancio lungo in avanti, nulla di fatto, con palla che viene messa in fallo laterale sul tentativo di lanciare lungolinea ancora di Rigato, uno dei giocatori che si è messo più in evidenza in questo inizio di campionato. Lui è un 2002. Sul pallone con le mani Berto per il rinvio, per giocarla ancora su Rigato, che la fa correre per Oudab, che cerca di andarsene, ci riesce anche, era buono il pallone filtrante, ma altrettanto bene l'azione difensiva dell'Eclisse. Allora Janko che tocca il primo pallone, poi arriva De Zotti a sostegno, De Zotti sulla fascia destra del campo, poi va verso il centro, palla ancora per Salamon che gira tutto il pallone dalla parte opposta per trovare un appoggio, per trovare un compagno, si fa vedere ancora De Luca sempre sulla fascia, palla che termina fuori, palla che viene controllata molto bene dalla difesa del Caerano, che non lascia nulla al caso, guadagna una rimessa in gioco con le mani e sono 5 minuti di gioco, con il risultato sempre naturalmente fermo sullo 0-0 qui al D'Agostin di Pieve di Soligo, dove giocano appunto l'Eclisse, formazione di casa, ed il Caerano. Palla controllata ancora dalla formazione in maglia rossa, giallo-rossa, perché ci sono i bordini gialli per quanto riguarda il collo e le braccia. Palla che va indietro ancora, Spadetto lungo il rinvio per trovare e cercare molto bene De Zotti. Volevano il fallo di mano, ma secondo me non c'era stato, con Telesi che adesso commette fallo. Invece l'arbitro ne approfitta per dire ai giocatori del Caerano di non chiamare il fallo perché ci pensa lui, insomma è lì per questo ed è giusto che sia così. Con le mani Caerano ancora in movimento, Rigato, uno dei più vivi in questo inizio, guadagna il primo calcio d'angolo se non erro, vediamo se è uscito oppure se c'è una rimessa in gioco con le mani. No, è calcio d'angolo, quindi primo calcio d'angolo per la formazione del Caerano, se ne occupa Oudab. Driss Oudab è un classe 98, vi dicevo scorso anno molto bene a Castello di Godego. L'arbitro va a richiamare Segat in mezzo all'area e Gemelli, sarà un bello scontro questo, tra l'esperienza grandissima di Gemelli e la veemenza di Segat. Palla che viene anticipata molto bene da Janko in azione difensiva, poi lancio lungo, attenzione, guardate dov'è il portiere che viene in avanti molto bene, tra l'altro Rossetto, con la scusa che l'Eclisse voleva il fallo sul numero 11 Telesi, l'arbitro non è di questo avviso, ha lasciato correre, scontro di gioco forse, quindi va bene così. Vi dicevo che con la scusa che c'è stata questa polemica ventilata tra Donnarumma e il PSG, scartato Donnarumma perché non sapeva giocare con i piedi, adesso molti portieri sono più che mai invogliati a far vedere che insomma coi piedi ci sanno fare, non per passare al PSG per carità, però per farsi vedere insomma che anche con i piedi sanno fare. Se mi chiedete come la penso io, potreste immaginare che la penso già in modo contrario. Bravissimo, mamma mia che rischio, bravo De Luca con personalità ad andare in mezzo all'area, addirittura in dribbling, e
rubare palla, bravissimi ad uscire, poi Janko non riesce a conquistare questo pallone. Bene però la personalità di De Luca e l'uscita dal basso, poi palla persa purtroppo, perché davanti la palla è andata via in maniera velocissima e quindi nulla da fare per Janko. È uno Janko che potrebbe rinascere quest'anno, no? Perché l'altro anno ha avuto un'annata fatta di alti e bassi, forse dovuta ad incomprensioni, forse insomma ad infortuni. Bravo ancora Segat su Nicolò Gemelli, che avrà vita dura in questa partita. Un bel duello questo, prendete nota lì. Arriva Spadetto pronto al rinvio lungo, buon pubblico anche qui al D'Agostin quest'oggi. D'altra parte noi siamo abituati a vedere un gran pubblico, lo diciamo sempre, fatto di gente che arriva da fuori, quindi pochi ancora o sempre quelli fedelissimi di Pieve, però poi da fuori insomma si arriva a vedere la partita a Pieve di Soligo, perché insomma c'è molta tradizione e anche questo campo insomma ha offerto grandi sprazzi di gioco e grandi categorie. In avanti ancora la formazione di casa con Cazzaro che manovra dal basso, stavo per dire D'Agostin, no, De Faveri è in panchina quest'oggi, sì. Quindi De Faveri sì, è in panchina. Mentre De Zotti è lì davanti a suggerire palloni, a provare gli assist per Janko, che con la sua fascia bianca di capitano splende in mezzo al campo. Adesso vediamo se Janko è andato sul suo ex compagno, ex capitano Mognon, che ha allontanato palla senza preoccupazioni. Il tempo che sta peggiorando, si era messo abbastanza bene con un pallido sole, però c'era, bravo ancora Mognon a capitanare la sua difesa. Adesso c'è un po' di venticello e c'è un po' di, prima piovviginava, quindi non è detto che poi per tutta la gara siamo salvati, si sia salvata la serata, la giornata. Ancora Udab a manovrare, Udab indietro per il capitano, ancora Rigato che si libera molto bene del suo diretto avversario, mette dentro questa palla, la controlla, lo scambio non riesce con Udab da parte di Nicolò Gemelli, palla che viene rimane lì con Rigato che va sul fondo, forse un po' troppo, a me sembrava fuori, l'arbitro non dice nulla. Dalla parte opposta la bandierina non si è alzata assolutamente, quindi può averla vista soltanto l'arbitro, che dice che adesso è fuori, ma è calcio d'angolo. Ma secondo me prima, ma posso sbagliarmi, dalla posizione dove siamo, c'era forse palla trascinata fuori da Udab, e invece l'arbitro ha detto il contrario e quindi ha ragione lui. Udab è rigato sulla bandierina o nei pressi della bandierina alla battuta di questo calcio d'angolo, è il secondo per il terzo adesso per il Caerano, che prova a spingere. Vedete come sta giocando senza patemi d'animo, senza problemi, senza timori reverenziali nei confronti di una squadra che milita in eccellenza da più anni del Caerano, e quindi una bella partita. Ci aspettiamo il colpo di testa tentato dall'arrivo anche di Mognon, che non è riuscito ad indirizzarla verso la porta. Prima azione, diciamo, semi pericolosa insomma su questo calcio d'angolo, su questo terzo calcio d'angolo battuto dalla coppia Udab Rigato, e palla che non è riuscita ad essere deviata. Porto Mansuè in vantaggio con Canato al 9° minuto sullo United Borgorico Campetra. Ancora in avanti la formazione di casa che prova a manovrare ma viene fermata a metà campo. Segat costretto a tornare Cazzaro anzi costretto a tornare indietro, poi molto bene si muove, altrettanto bene gli tocca la palla Udab, gliela mette in fallo laterale, palla che viene rigiocata ma un po' troppo in fretta. L'arbitro dice giustamente, insomma, devi aspettare un attimo che la palla sia ferma, visto che ti aveva dato il calcio di punizione. Si sposta un pochino più indietro
in due con Segat e Cazzaro che manovrano. Adesso la palla va dall'altra parte, vediamo se va proprio ancora sulla fascia, questa volta con Gasparini che spinge in avanti, la tocca male Janko, palla che è preda della difesa del Caerano con un rossetto veramente alto, sempre, guardate anche adesso dov'è, insomma è altissimo rispetto ai pali. Janko, palla persa, controllata, Cazzaro, De Zotti che ancora fa viaggiare Cazzaro, il colpo di petto molto bello di Janko per De Luca che cerca di entrare, aveva cercato il tiro a giro, non c'è riuscito per una deviazione del suo marcatore, nulla di fatto, può ripartire dalla parte opposta con Gasparini, l'Eclisse. Viene in avanti ancora con Cazzaro che alza la testa, guarda la posizione di De Zotti che adesso deve inventare qualcosa, il cross cercando ancora una volta Janko che di petto gira ancora per Telesi che la controlla, la tiene 2 su di lui, poi perde palla, non c'è il fallo e allora si riparte in velocità con la formazione del Caerano, Oudab che cerca e vorrebbe avere Berto veloce vicino a lui, ma un po' troppo, qui c'era la gamba tesa forse su Cazzaro da parte del capitano, l'arbitro ha lasciato andare, buonissimo l'anticipo ancora una volta di Bressan, guardate come corre Janko, non gli fa, in effetti c'ha ragione Janko, ha ragione perché chiede alla squadra di salire un pochino, perché in questo caso lui era molto alto in pressing, però non c'era nessuno dietro, vedete i 3 uomini di centrocampo erano un pochino arretrati, un pochino fermi e quindi avrebbero dato l'opportunità di ripartire in maniera veloce al Caerano, bisogna stare attenti. Oudab, rigato ancora Oudab, indietro per il numero 3 Tonon, Capitan Mognon una volta quando era qui, adesso soltanto Mognon. Un saluto comunque alla stirpe dei Mognon perché insomma a Pieve il nonno, il papà, lui hanno costruito e dato molto a questa società e a questa cittadina. Fuori la palla, Rigato non ce la fa a tenerla. Brutto il passaggio però del suo compagno di squadra Berto. Palla controllata adesso con le mani da parte di Cazzaro. Guarda la posizione dei suoi tutti marcati, deve gettarla in avanti. Lungo. Ancora un colpo di testa a mettere in fallo laterale Berto. Bessegato che guarda davanti alla panchina, Malerba un pochino più agitato, lo vedo muoversi un pochino di più. Stretto, sullo stretto cerca di uscire il Caerano, non ci riesce, palla che viene rispedita in fallo laterale da parte dei giocatori dell'Eclisse Careni Pivigina, allora si ricomincia con una rimessa in gioco con le mani da parte del Caerano. Gemelli che viene indietro a prendere questa palla e a permettere di giocarla, attenzione, rischia, però esce bene, poi molto bene anche l'azione difensiva da parte della formazione di casa, poi sprecata da De Luca, che ha iniziato molto molto bene, adesso lo ha spostato, mi pare, lo vedo lì al centro, prima gravitava un pochino di più sulla fascia, adesso vediamo se è questa la sua posizione o meno. Bene comunque adesso De Luca che si è ripreso subito, c'era il fuorigioco, sì, c'era il fuorigioco ampissimo di Janko, che poi è andato ugualmente al tiro, insomma ha fatto bene per provare, l'arbitro un po' è stato d'accordo con lui, non lo ha nemmeno rimproverato a voce, quindi gli ha permesso insomma di farlo. Se trovi quello giusto magari si arrabbia perché allontana il pallone, però in questo caso tutto bene. Ancora il capitano Scandiuzzi, indietro il pallone sul suo portiere Rossetto, buono il diagonale, ancora in avanti sulla fascia per quanto riguarda
Gemelli che viene a riprendersi la palla, sponda e poi via subito 1-2 a cercare Rigato che mette a terra elegantemente lo stop, poi Cazzaro che si fa superare, era in difficoltà Cazzaro, è stato nettissima anche la strattonata che gli ha dato, è stato io non amo queste cose, però se un attaccante lì con la strattonata che ha preso il numero 7 Rigato va per le terre, poi siamo qui a dire che magari poteva stare in piedi o non poteva stare in piedi, però insomma avrebbe potuto anche farlo, è stato bravo perché l'ho ammirato, insomma ha cercato di andarsene in avanti, non c'è riuscito, bene, Rigato alla battuta dal calcio d'angolo, il quarto e c'è il colpo di testa, andiamo a vedere di chi, non vorrei fosse dell'ex. Non vorrei fosse di Mognon che è subissato dai compagni e sotto il groviglio umano di giocatori. Vediamo se è stato Mognon. Sì, Mognon. E allora Mognon, il gol dell'ex al 19esimo. Ha segnato con il numero 6 Mognon. 19esimo del primo tempo, Mognon colpo di testa da calcio d'angolo e il gol dell'ex giustamente non ha festeggiato, o quantomeno non gliel'hanno permesso di festeggiare perché è stato proprio schiacciato dai suoi compagni, però quello che fa un po' rabbia è che l'Eclisse sa e doveva conoscere che insomma la pericolosità di Mognon con i suoi colpi di testa, insomma qualche gol qui a Pieve lo ha segnato di testa risolvendo anche determinati incontri. In avanti ancora il Caerano che sull'euforia e sulla voglia di giocare trova ancora il possesso palla in avanti con Oudab, poi il capitano Scandiuzzi che gira palla dalla parte opposta, gioca bene il Caerano, niente da dire per il momento. Ancora a manovrare, vedete come poi accelera e rallenta a sua volta. Questa volta il traversone e la fiondata lunga sulla fascia destra è andata veramente lunga e non c'è stata possibilità. Mamma che rischi, ragazzi, un rischio incredibile ancora da parte questa volta di Bressan, il numero 8, che rischia ancora una volta palla che viene recuperata dal Caerano, poi indietro, attenzione, si rigioca dal basso con Cazzaro e Segat che dialogano. De Luca, Cazzaro, Ianco e De Zotti, è buona la palla, si alza la bandierina? No, quindi sì, ma un po' tutto il pubblico e il giocatore, l'ultimo in linea, aveva alzato il braccio chiamando l'attenzione da parte del direttore di gara e del segnaline, così non è stato. Adesso c'è un uomo a terra da parte del Caerano, poi c'è Scandiuzzi che se la sta prendendo con il suo portiere Rossetto, perché probabilmente non voleva quell'inizio gioco in quella maniera. Scandiuzzi, palla che adesso viene lanciata verso Gemelli, anticipato dal colpo di testa del suo diretto avversario, palla indietro ancora per Scandiuzzi, sventagliata tutto dall'altra parte. È buono il rinvio del numero 5 di casa, Gasparini, che va a riprendersi il pallone ancora. Gasparini, Spadetto, scusatemi. 2005 da una parte, quello dell'Eclisse, 96 Rossetto. L'arbitro, il guardialinea ha visto qualcosa, ha visto il fallo del numero 3 Berto, che fino a un certo punto era passato in dimenticatoio, invece il guardialinea ha alzato la bandierina. E quindi adesso c'è Scandiuzzi che sta perorando la causa del suo compagno di squadra. Nulla di fatto, è lì che parla, ma insomma punizione è stata fischiata e quindi nulla di fatto.
C'è Oudab che vuole qualche metro indietro la posizione del pallone con il numero 8 Bressan pronto alla battuta. 7-8 uomini all'interno dell'area per quanto riguarda le maglie verdi del Caerano, sono 5 per quanto concerne l'Eclisse. Vediamo Bressan dove la mette e chi trova lì in mezzo. Arriva il fischio dell'arbitro, batte Bressan, è un po' troppo lunga, giusto sul portiere in uscita, non c'è problema. Diego Rossetto che prova il rinvio, poi si ferma, attende con tanta capacità. Insomma, Conegliano Adriese sempre 1-0, terminano i primi tempi nella Serie D. Sarebbe la prima vittoria del Conegliano. Bravo, se ne va Salamon, poi la spinta, arriva De Zotti a sostegno dei suoi, palla che rimbalza contro un giocatore in difesa del Caerano, palla che termina in fallo laterale. Allora si può giocare con le mani ancora per quanto riguarda la formazione in maglia rossa, e adesso angolo, è il primo angolo per l'Eclisse Carini Pivigina, che si porta dalle parti di Rossetto. Vediamo se ha alzato un po' il baricentro la formazione di Malerba o se sta cercando appunto di chiudere un po' nella propria metacampo la formazione del Caerano di Bessegato. Palla persa di De Zotti, che aveva cercato di allungarsela per ritrovarsela più avanti, poi però campo finito e fuori il pallone. Con le mani per cercare Gemelli, non trovato. In avanti ancora, può manovrare la formazione di casa con De Zotti che aveva lanciato questa palla. Il numero 11 Telesi aveva in un primo tempo lasciato lì, ha detto no, non la raggiungo, poi invece si è impegnato un pochino e ha creato il secondo calcio d'angolo per la formazione dell'Eclisse, anticipato ancora in uscita da un buon anticipo difensivo. Poi De Zotti forse avrebbe potuto anche stopparla e ricominciare l'azione, ha voluto andare al tiro al volo, un tiro al volo che senza velleità, è volato altissimo sopra la traversa difesa da Rossetto. Adesso sì, effettivamente ha alzato un po' il baricentro la formazione di casa. Ha alzato un po', c'è solo Gemelli che sta gravitando davanti per la formazione del Caerano. Adesso viene a sospingersi un po' più avanti anche Tombacco. Oudab in mezzo a due, attenzione perché è molto bravo e in effetti se ne va in scioltezza. Oudab ancora, poi il percorso che gli chiedeva Rigato non viene completato perché la palla termina fuori purtroppo per Rigato, palla non bella. Ancora qualche difficoltà ad uscire elegantemente o quantomeno puliti dalla propria area da parte dell'Eclisse Carini Pivigina, che si ritrova a subire ancora un attacco del Caerano con questo traversone in avanti. Attenzione per Rigato che va sul pallone, poi la perde la palla. De Luca, che va bene che prima abbiamo detto grande personalità, però è una personalità che deve tenere un po' a freno, perché anche in questo caso dribbling in piena area con un paio di giocatori che ti stavano tallonando e che ti stavano aspettando, insomma, è abbastanza rischioso, quindi calma e tranquillità. Abbiamo capito che insomma di personalità ne ha questo giocatore, questo Alberto De Luca, classe 2006, però lì alla vecchia maniera, insomma, palla anche in tribuna, come diceva il buon Pizzul. E adesso i soliti, Oudab e Rigato sul pallone, punizione a 2, braccio alto, vuole lo schema, vediamo, 2 uomini in barriera chiesti da Spadetto per quanto riguarda la formazione di casa. Chi batte? Oudab o Rigato? Forse Oudab. No, Rigato. Mette dentro sul secondo palo ancora, per trovare e per cercare ancora la testa di Mognon,
che evidentemente si fa vedere molto bene ed è anche in ottima forma, lo vediamo. Palla viene manovrata dalla formazione di casa con questo rinvio di Spadetto che non colpisce bene, palla che termina fuori in fallo laterale al 28esimo minuto di gioco sul risultato di 1-0 per la formazione del Caerano, che ha trovato il gol con il suo numero 6, l'ex di turno Filippo Pippo Mognon, che per il momento tiene in vantaggio, porta in vantaggio la formazione appunto del Caerano. Palla che tutti vogliono un pochino più indietro e allora giustamente Cazzaro si sposta, anzi Gasparini, lancio lungo per trovare Ianco, la spizzata di testa per De Zotti, attenzione, uno contro Mognon, due ex compagni di squadra, chissà quante volte hanno fatto questa azione in allenamento nella partitella, quindi vita dura per De Zotti che non ha passato la guardia stretta di Mognon, ancora Mognon in disturbo su Ianco, palla che adesso ha ritrovato Verve nuovamente il Caerano dopo aver assistito ad uno spostamento in avanti delle linee da parte della formazione di casa. Si fa rivedere prepotentemente il Caerano che con qualche difficoltà l'Eclisse prova a venirne fuori, adesso molto bene con Ianco che si trova questa palla, si trova la palla tra i piedi senza che guardasse, e in effetti un po' Ianco se la prende con De Luca per questo lancio che gli ha colpito un po' i piedi, poi era girato e non è riuscito più a controllarla e a fare in modo di servire De Zotti. C'è simpaticamente un Godigese Borgo Valbelluna 1-0, intanto Pinton. C'è stato un 5 tra Capitan Scandiuzzi e il tecnico Malerba, quindi o era sfuggito qualche parola di troppo in precedenza oppure c'era stato qualcosa che ai due insomma è sembrato giusto rinfrancarsi nuovamente. Attenzione, ancora Rossetto altissimo fuori dalla propria area di rigore. Trentesimo. Partita che non decolla per la formazione di casa, mentre è già decollata e abbastanza bene per il Caerano, che lo ricordiamo in classifica a 6 punti, a pari del Dolo, mentre la formazione di casa ne ha 4 a pari di San Donà, Marosticense e Borgoricco. Attenzione a Oudab, palla messa dentro. Il collega Marco Mazzocco, che quest'anno segue per il Gazzettino il Conegliano, mi comunica che ha segnato Nicoloso per il Conegliano, il gol del vantaggio sull'Adriese, quindi staremo a vedere come finisce questa gara. Sarebbe la prima vittoria per la formazione giallo-blu. Ancora palla fuori e quindi per il Caerano che non riesce ad impostare questa azione. Va avanti e poi ritorna subito sui suoi passi Segat, che prova a lanciare una sventagliata in avanti per De Luca, che si fionda bene. Era De Luca o Telesi? De Luca. Era De Luca. Vedete anche questo ragazzo, insomma, De Luca 2006, gettato nella mischia di un campionato difficile come questo dell'Eccellenza, insomma senza grandi problemi, almeno per il momento. Attenzione, prova ad andarsene, non riesce a girarsi Tombacco, che viene fermato dalla linea difensiva piuttosto alta dell'Eclisse Carenipi Vigina, che prova a ripartire con Segat sulla fascia. Torna indietro Segat per Spadetto tutto dall'altra parte per Gasparini, ancora indietro. L'unica cosa che possiamo dire per il momento è questa forse
un po' troppo lenti nella ripartenza. Bravo Janko che tocca bene, spizza bene la palla per Telesi, mi pare che sia lui questa volta. Cerca di andarsene, non riesce a girarsi, viene bloccato, vorrebbe il fallo, ma non la pensano così. Guardialine e arbitro. Esce Spadetto, la fa sua con le mani all'interno dell'area di rigore. Torna indietro, è pronto al rinvio Spadetto. Janko contrastato da Mognon, ancora Telesi che si gira bene sull'attacco di Mognon che poi lo costringe, in scivolata, bravo Pippo con una scivolata. Vi ricordo che Mognon è un 92, quindi qualche annetto comincia ad averli, però bella scivolata che mette in fallo laterale questa palla e permette all'Eclisse Careni Pievigina di far girare e giocare dalla parte opposta, palla dentro, ma c'è l'alto Rossetto con Janko che fa fallo. Non l'ha fatto apposta sicuramente, tanto per bloccare insomma la ripartenza veloce. Allora Janko va a pressare altissimo ancora una volta. Qualche difficoltà ad andare anche in anticipo sulle punte dell'Eclisse, sulle punte del Caerano, che hanno sempre molte volte la meglio nel primo tocco di palla. Guardate anche Rigato come se ne va a Cazzaro che è stato Scandiuzzi. Udab, arriva Udab, attenzione perché i piedi li ha lui. Palla dalla parte opposta con Berto che sventaglia tutto per il numero 8 Feltrin che fa giocare molto bene questo pallone, poi anticipato altrettanto bene dalla formazione di casa che blocca, però vedete come non ci siano sbocchi, devono sempre ripartire dal basso e con enorme difficoltà e con parecchia lentezza per il momento la formazione di Malerba. E Mognon ci mette del suo, bravo. Due interventi che sono stati sicuramente abbastanza duri su Janko, però insomma Pippo Mognon lo conosce, ma anche Janko conosce Mognon, quindi guardate Rossetto sempre sistematicamente fuori dalla propria area. Ci fosse Leo Messi in campo avrebbe tentato oramai 40 pallonetti per buggerarlo. De Zotti, palla indietro, Rossetto che è tornato subito dentro in porta. Oudab, colpo di testa a seguire ma non ci arriva, palla che rimane lì, viene controllata ancora al 36esimo minuto di gioco. Con un buon Caerano, possiamo dire, dopo 36 minuti di gioco, con un buon Caerano che ha fatto la partita, perché l'ha fatta lui. L'Eclisse l'ha presa in mano in poche azioni e in pochi momenti della partita. Leo Oderzo Dolo, con il Dolo che passa 1-0 ad Oderzo contro il Leo, quindi Dolo in vantaggio 1-0. Rallenta il gioco. E questa volta è il Caerano a farlo, però se lo può permettere perché per il momento è in vantaggio di 1-0. Poi vedete ripartenza immaginabile, subito veloce, torna indietro, rallenta il gioco, Mognon attende e non sale la formazione dell'Eclisse. Adesso secondo me si dovrebbe salire, per carità non sono un allenatore, però insomma un attimino più alti forse, come gli sta dicendo Malerba, porterei la linea. In avanti ancora il Caerano sulla fascia per trovare Gemelli, palla però che termina fuori. Non puoi chiedere tanto ad un 91, se gli chiedi queste sgroppate poi le paghi alla fine. Ancora l'Eclisse. Cerca il lancio lungo su Cazzaro che viene anticipato, poi a sostegno arriva Telesi.
Telesi per De Luca su Cazzaro, attenzione, sono belle le trame di gioco a metà campo, però lenti e prevedibili, perché la palla poi termina fuori e quindi ancora possesso per il Caerano. 37 e 53, quasi 38, quasi 7 minuti al riposo, dove Malerba dovrà provare a dire qualcosa ai suoi, insomma, se vogliamo rimetterci in gioco. Rossetto che non fa un bel rinvio, palla che termina fuori, c'è lavoro anche per il fotografo di mano. Cazzaro a pescare in mezzo, attenzione, Cazzaro ancora, e ancora la meglio il Caerano. L'arbitro su un fallo con tanto di urlo era lì vicino e lascia giocare, lascia ancora netto l'anticipo, poi a sua volta perde palla, però Udab la riconquista, Udab 1-2, Udab rigato e vicino, anzi c'è Gemelli che lascia la palla perché è stata toccata da un difensore dell'Eclisse Careni Pievigina, nulla di fatto. Vedete come a differenza dell'Eclisse il Caerano sia tutto nella metacampo dell'Eclisse. Per carità, rischi qualcosina, adesso vediamo, ci sarebbe la possibilità di un lancio su Ianco che però è lì troppo solo in un deserto, però controllato da due uomini, Mognon e il numero 5 Girardi. Guadagna palla molto bene De Luca che cercava dalla parte opposta, ma si è messo in mezzo Salamon per sua sfortuna, palla che viene bloccata ancora e allora deve tornare indietro, non ci sono sviluppi. Non c'è sviluppo in avanti, con palla che ancora una volta viene controllata, viene cercata, palla che viene ricontrollata e ripresa bene adesso. Era un bel lancio, questo era un bel lancio, una bella fiondata, una bella imbucata per Ianco, un po' troppo avanti, un po' troppo lunga, nulla di fatto, però quantomeno prova a muoversi la formazione di casa, perché se non lo fa e se non velocizza sono guai. Gemelli che tiene palla, la fa girare indietro per Mognon che poi sventaglia su Udab ancora per il capitan Scandiuzzi, poi palla sul laterale. Attenzione per questo pallone che cercava il secondo palo, fortunatamente non l'ha trovato, mi pare il numero 8 Rigato, se non ho sbagliato, un palla sul secondo palo che non è stato trovato fortunatamente per la formazione di casa, però l'intenzione era buonissima e soprattutto sviluppata molto bene, perché aveva lasciato la possibilità a Tombacco di andare al tiro dalla parte opposta. Subito De Luca in avanti, ancora trova l'appoggio per il numero 11 Telesi che ancora palla tra i piedi, attenzione a Ianco che era in netto fuorigioco, bravi, di petto mette a terra per Rossetto che con le mani fa viaggiare i suoi. Anche in questo caso nulla di fatto per la formazione di casa che prova a manovrare ancora e a difendersi sulla fascia opposta alla tribuna. (1-0) il risultato con il vantaggio del Caerano qui al D'Agostin di Pieve di Soligo. Ancora Scandiuzzi per il suo compagno Berto che va da Mognon che alza la testa, guarda e attende l'arrivo di un compagno per lo scambio a centrocampo, poi il tentativo di andarsene viene bloccato molto bene da Gasparini e adesso c'è il secondo gol del Conegliano che si porta sul 2-0, quindi a meno che non succedano cataclismi, insomma, direi che forse la prima vittoria l'ha conquistata. Ne manca ancora parecchio però, attenzione. Manovra molto buona in uscita da parte della formazione di casa che poi perde palla, si complica la vita, deve uscire in presa bassa Spadetto sull'anticipo e sul tentativo di anticipare appunto Gemelli, c'è riuscito, bravo Spadetto.
però sempre con enorme difficoltà. Oudab la mette a terra, poi Rigato di testa, si arrabbia Malerba in panchina, rientra. Oudab guadagna il quinto calcio d'angolo. Cavarzano in gol con Mosca, quindi Cavarzano in gol contro la Marosticense a Marostica. Cavarzano che è un'altra bella sorpresa di questo campionato di eccellenza, credetemi, è un'altra bella sorpresa. Oudab lascia per Rigato, sono loro due, esce Spadetto che poi la fa correre lunga, l'arbitro dice che non c'è fallo su una protesta da parte del Caerano, era fallo su un giocatore che aveva tentato la deviazione. Niente di fatto, vediamo quanto dà di recupero l'arbitro, che è il signor Giacomo Termo della sezione di Padova, coadiuvato dai signori Francesco Tortomasi della sezione di Castelfranco Veneto e Lorenzo Rossi della sezione di Mestre. Vediamo quanto dà di recupero con Rigato che cerca di andarsene ancora sulla fascia sinistra, raddoppiato da parte del suo diretto avversario e da parte di De Luca, che gli mettono il pallone in fallo laterale, poi lo tocca per ultimo il giocatore del Caerano, fa arrabbiare un po' il pubblico di marca caeranese qui in tribuna, però l'arbitro ha così deciso e allora può ripartire la formazione di casa, che deve provare a velocizzare un po' di più la ripresa, l'andata. Vai De Zotti che si invola sulla fascia sinistra del campo, poi si ferma, torna indietro, il pallone ancora per un suo compagno di squadra che prova a mettere dentro il pallone, che viene contratto e fermato, nulla di fatto, ancora il Caerano che può ripartire molto bene senza problemi. Ancora una bella manovra e ancora una volta, vi ripeto, con grande capacità, perché qui c'è stato lo sbaglio. Godigese in vantaggio sul Borgo Valbelluna per 2-0, quindi Godigese che conferma. L'arbitro dice che non c'è tempo per nemmeno un minuto di recupero, manda tutti negli spogliatoi al 45esimo minuto e 2 secondi sul risultato di 1-0 per il Caerano. Al 19esimo del primo tempo ha segnato l'ex Mognon, un colpo di testa che ha messo la palla alle spalle di Spadetto, che nulla ha potuto per evitare il gol. 1-0 per il Caerano, linea allo studio. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Ritorniamo in diretta dal D'Agostin di Pieve di Soligo, squadre che sono già entrate in campo, o quantomeno stanno entrando alla spicciolata. Lo hanno fatto tutto insieme quelli dell'Eclisse Careni Pievegina, i padroni di casa. Adesso alla spicciolata manca ancora qualcuno, stanno rientrando anche quelli del Caerano. E allora tutto è pronto per il secondo tempo che si sta per avviare. Ecco che stavano arrivando, l'arbitro li sta contando, ma ve l'avevo detto che stavano arrivando alla spicciolata. Entrano il numero 2 Mariuz, il numero 11 Tombacco e Udab a completare gli 11 in campo. Adesso ci sono tutti. Arcella Sandonà è terminata 0-0 nel primo tempo, l'arbitro sta controllando il cronometro e adesso vediamo che cosa nascerà in questo secondo tempo qui al Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, dove il risultato è fermo sull'1-0 per il Caerano. Palla manovrata dall'Eclisse, che vediamo se ha deciso di alzare il baricentro come dicevo in precedenza. No, non può De Zotti andarsene aspettando l'arrivo da lontano del suo compagno. La palla era per lui, palla in avanti non controllata dal Caerano. Si è fatto sentire sicuramente negli spogliatoi Malerba. Ancora la manovra della formazione di casa con qualche difficoltà per cercare di portarsi dalle parti di Rossetto. Adesso ci prova per linee centrali, andando subito sul numero 3 Tonon, che perde palla ancora in avanti, controllata bene. Questo è un bello scambio con Ianco, che non trova lo spiraglio giusto per andare al tiro. Forse lo aveva avuto proprio all'inizio dello scambio, poi ha voluto continuare, la palla se l'è trovata lateralmente, non più in grado di giocarla, e allora era una buona azione questa. Viene in avanti ancora Tonon, che si aiuta con la mano, però il pallone è bello messo in mezzo con decisamente molta più grinta, mi pare di vedere, da parte delle maglie rosse dell'Eclisse Careni Pievigina, che viene in avanti ancora con il numero di Tonon, anzi era di Cazzaro, che si ferma. Poi attenzione alla ripartenza del Caerano, attenzione alla ripartenza con questa palla trattenuta per ancora Feltrin che guarda la posizione dei suoi, attende l'arrivo del numero 7 Rigato, che si gira tutto, c'ha dalla parte opposta Gemelli, voleva il taglio di Gemelli non la pensavo così, e allora può venire in avanti ancora la formazione di casa, che lancia lungo per Ianco. Era giusta questa volta, la palla questa volta era giusta, è andato ad accentrarsi verso destra quando forse non ne aveva bisogno, perché la palla ce l'aveva proprio davanti, quindi avrebbe dovuto continuare in linea verticale cercando di andare al tiro. Adesso però deve rialzarsi Ianco, perché è completamente in fuorigioco, non può aspettarsi nessun lancio, perché adesso lo devono pescare dalla parte opposta con De Zotti e ancora De Zotti. C'era Ianco in mezzo, ma c'era anche Mognon, che questa volta mette in fallo laterale il pallone. Fischiato il fuorigioco a De Zotti su questo tentativo di manovra.
al mio tabellino sinceramente non ho azioni pericolose da parte della formazione di casa. Questo è un po' pericoloso, insomma, perché non ci sono stati né tiri in porta, non ci sono state né azioni degne di grande rilievo. Attenzione a Gemelli che manovra con oculatezza, poi Oudab che attende l'arrivo del suo compagno, ancora Oudab con palla tra i piedi, fa quello che vuole con il giocatore del Caerano che prova ad infilare per il numero 11 Tombacco, non riuscito per fortuna, e allora ancora in avanti la possibilità da parte della formazione del Caerano che manovra con Mognon. Adesso tutto dalla parte opposta, può giocare, chiama palla qui sulla fascia destra Feltrin, non lo vedono adesso, forse un pochino in ritardo, in effetti c'è il fuorigioco. Sì, è inutile che il pubblico si meravigli, il fuorigioco di rientro era tutto dalla parte opposta, è rientrato per prendersi palla e quindi nulla di fatto, lo dovevano servire prima, circa mezz'ora prima, perché così non andava. C'è un cambio in casa Eclisse. C'è un cambio in casa Eclisse con il DS Lorenzo Casagrande che va alla sostituzione. Entrerà il numero 15 Pavan, che ci aveva un po' sorpreso prima questa scelta di partire con Pavan dalla panca. E adesso vediamo se Pavan prende il posto di, vediamo, il 4, De Luca. Esce con il numero 4 De Luca. Entra Pavan. Ed entra con il numero 15 Pavan. E allora Pavan al posto di De Luca, avevi ragione, quindi il cambio su De Luca. Vediamo dove va Pavan, tutto dalla parte opposta. Era un De Luca che aveva iniziato bene la sua gara, poi si è perduto. D'altra parte gli avevamo fatto i complimenti per la personalità dimostrata in alcune occasioni, poi si è un po' sgretolato il tutto. De Zotti per il numero 3 Tonon che non riesce a passare il suo avversario, e allora con le mani ancora la formazione di casa che prova a manovrare, cerca di girarsi il numero 11 Telesi, mette dentro questa palla, attenzione, si ostacolano forse un pochino Janko e il giocatore che è arrivato dalle retrovie. Fortunatamente non si sono presi, la palla è però andata in avanti ed è stata preda da parte di Rossetto senza difficoltà. Rossetto lancio lunghissimo in avanti per Gemelli che non ce la fa a prenderla, Gemelli che si rivolge all'arbitro perché effettivamente lo aveva preso per il collo il suo diretto avversario, lo ha fatto notare, l'arbitro però ha lasciato correre in avanti ancora la formazione di casa con il tentativo di imbucata da parte del numero 11 Telesi che chiede scusa a Janko perché la palla non si sono capiti i due. C'è qualche indecisione anche da parte della difesa del Caerano con Mognon che rischia tantissimo, poi il pallone lanciato in avanti, il fallo da Tergo non fischiato, si gira molto bene Oudab sullo stretto è incontenibile perché la palla non la perde mai e guadagna un'altra punizione Oudab, palla che rimane lì, è tutto tempo guadagnato da parte della formazione del Caerano. 6 minuti di gioco nel secondo tempo con il vantaggio 1-0 per la formazione di Bessegato che è tranquillo davanti alla sua panchina, mani in tasca, non si è mai arrabbiato, non si è mai infervorato, non ne ha avuto d'onde d'altra parte, quindi Janko, Janko di spalla, poi va a riprendersi il pallone, subisce il fallo, è una lotta, l'arbitro devi stare zitto Janko, te l'ha dato il fallo, stai tranquillo perché un po' le pecche di Janko queste, no? Se ti dà il fallo, ok, le hai prese, le hai date, hai preso il fallo, guadagnato e via. Adesso Janko la mette a terra, si gira. Allora, qui non mi sento di dare la colpa a Janko, perché in questo caso secondo me doveva aver già capito il suo compagno ed andare più avanti. Godigese 3-0 sul Borgo Valbelluna, bella battuta questa della Godigese.
Si presume che ci sia e che ci sarà un altro cambio tra poco per quanto riguarda la formazione di casa, con Mognon del Caerano che esce. Mognon del Caerano che esce con palla dalla propria area. Cambio, vediamo, sì, eccolo qui, secondo cambio dunque al minuto 8. Esce il numero 11. Per noi esce con il numero 11 Telesi. Entra De Faveri. Ed entra con il numero 17 De Faveri. Allora, cambio con De Faveri dentro per Telesi. Sì, Telesi e De Luca lasciano il campo. Con Malerba che prova a sistemare la cosa. Con Malerba che prova a sistemare la sua squadra, quindi dando questa impostazione adesso con il numero 17, appunto De Faveri, che è andato già a gravitare, bravo, palla che viene ripresa, adesso se ne può andare 3 contro 3, prova a manovrare sulla fascia sinistra del campo, destra del campo, anzi scusate, con fallo, poi aia. Era un 3 contro 3 che ha avuto la meglio, su cui ha avuto la meglio il Caerano. E poi c'è stato il fallo di disperazione, chiamiamolo così, da parte di un giocatore dell'Eclisse che ha messo a terra il suo diretto avversario. L'arbitro era lì a 2 passi, fallo e punizione per il Caerano. Bessegato vicino alla sua panchina, dicevo, in enorme tranquillità. Rossetto. Bravo. Aia, non passa la palla. Il secondo tentativo ancora per Janko che si è spostato sulla sinistra. Janko la mette dentro, non c'è nessuno che sia in grado di andarsi a prendere questa palla. E attenzione allora, perché il Caerano guadagna una rimessa in fallo laterale e può ritornare a giocare palla con le mani per reimpostare l'azione, la formazione del Caerano, che 10 minuti del secondo tempo sta dimostrando di aver tenuto botta, come si suol dire, alla reazione della formazione di casa, che in questi 10 minuti del secondo tempo ci ha provato, ci sta provando. Malerba ha fatto già 2 sostituzioni, levando De Luca, che aveva iniziato bene, poi si era perso, come vi dicevo, Telesi, che non è stato in grado di... fallo, punizione. C'è neanche un'ammonizione per il momento, vero? Un arbitro che sta tenendo la partita senza l'ausilio dei cartellini gialli. Attenzione, attenzione, De Faveri che la mette dentro per De Zotti, che non è riuscito nella deviazione forte, deviazione che ha incocciato contro le caviglie di un difensore, nulla di fatto. E allora sta spingendo decisamente la formazione di casa, ancora De Zotti che la mette a terra, si gira, va in avanti, De Zotti che vede Janko, ma il movimento non è giusto e quindi ancora avanti dalla parte opposta De Faveri che non vince l'1 contro 1 contro il suo diretto avversario. Adesso è un buon momento per l'Eclisse Carini Pivigina, che deve stringersi ulteriormente attorno ai suoi attaccanti e trovare la svolta di questa partita, prima di tutto per andare a recuperarla e poi per tentarci fino alla fine. Andiamo avanti allora con il numero 3 di maglia Tonon, indietro per il numero 7 Salamon, che gira tutto dalla parte opposta ancora per trovare Cazzaro che sospinge i suoi, viene in avanti, c'è il fallo ed è la mattonella buona per De Zotti. Attenzione, ammonito? No, ho visto che metteva la mano dietro, no. Allora adesso attenzione, perché questa è la mattonella che piace a De Zotti, e in effetti vedete De Zotti già con pallone tra le braccia, dice no, non lo mollo questo, Vediamo. Attenzione, perché poi lì c'è Mognon che l'avrà detto a tutti, guardate che questo tira e fa male. Vediamo che cosa nasce da questa punizione al minuto 12 qui a Pieve di Soligo, quando l'Eclisse sta
facendo lo sforzo maggiore per il momento per cercare di avvicinarsi. Barriera nutritissima, 3-2-5 mi pare, se non sbaglio, 5 in barriera ne ha voluti Rossetto per coprire un po' tutta la zona. Tira Ianco, no, ecco, De Zotti, ed eccolo lì, De Zotti, è il gol dalla punizione, come vi avevo preannunciato. Insomma, la mattonella c'era tutta. La mattonella c'era tutta al 13° del secondo tempo. De Zotti su punizione, ed è la punizione che riporta in parità la compagine di casa. Diciamo che ha fatto questi 13 minuti molto bene, o quantomeno insomma ha spinto sull'acceleratore per trovare il pareggio, e poi ci ha pensato il solito De Zotti dalla sua mattonella, una bellissima perla, nonostante la barriera nutritissima di 5 o 6 giocatori messi, che non è servita a nulla, perché palla che è passata al di sopra della barriera e si è infilata incolpevolmente per Rossetto, perché non ce l'ha fatta, portiere da una parte e palla dall'altra. In avanti ancora la formazione di casa, che prova adesso sul buon momento e sull'euforia generale a spingere verso Rossetto. Palla lunga, ancora controllata, la riprende però il Caerano. In avanti ancora dalla parte opposta si arrabbia Malerba. Si allarma Malerba, che è una belva in panchina, non so con chi ce l'avesse, penso con uno dei suoi giocatori che non ha seguito sulla fascia, e quindi attenzione, viene in avanti ancora con la formazione che viene bloccata, la formazione di casa che viene bloccata. Lancio lungo, Bianco non ci arriva, poi commette fallo. Ianco che si arrabbia con De Faveri. Può lanciare in avanti ancora, attenzione al Caerano. Palla indietro con il numero 5 di casa Gasparini a manovrare ancora per Tonon, che lancia in avanti. Fermato, poi Ianco di prima intenzione, è bella questa palla, e attenzione, ed è un miracolo di Rossetto. Chi è il tiro del numero 16? Del qui? Era di Pavan? Al 15° minuto del secondo tempo, lancio al volo di Ianco, per il giocatore dalla parte opposta, che era Pavan. Pavan ha dribblato, ma poi paratona del portiere, e nulla di fatto ancora dalla parte opposta. Lì la devi buttare via, caro Tonon, non puoi certamente dare la possibilità di andare al tiro. La gioventù fa anche questo. Non c'è il calcio d'angolo, c'è anche secondo me. Però qualcuno eventualmente è rimpallata, e quindi sì. Avete visto la ripartenza pericolosissima del Caerano? Deve stare attenta all'Eclisse. Adesso che ha rimesso in parità la partita, adesso può giocare con un attimino più di tranquillità, e cercando naturalmente anche qualche cosina in più. Lancio lungo, Ianco in anticipo su Mognon. Ancora Pavan, deve andare al tiro, lo doveva tirare prima. Però si vede l'entrata in campo di Pavan, si è vista, l'entrata in campo di Pavan si è decisamente vista. Lorenzo Pavan, classe 2006, c'è il calcio d'angolo numero 3 per la formazione
per la formazione di casa, palla tutto dalla parte opposta ancora per il piccolo Pavan che mette dentro questo pallone molto bello, il colpo di testa, allarga le braccia Malerba in area, ancora De Zotti, il secondo palo sfiorato per De Zotti. Adesso è un gran momento per la formazione di casa. Gran momento al 18° minuto di gioco del secondo tempo, ancora Eclisse in avanti con il numero 17 De Faveri che mette dentro questo pallone, ancora con la scivolata in area da parte di Janko che si arrabbia con tutti, però deve stare attento, attenzione, viene ancora a sostegno la formazione di casa con il numero 8 Bressan, dalla parte opposta ancora in avanti la compagine giallorossa, è buono con l'anticipo netto e troviamo il quarto calcio d'angolo per la compagine di casa, quarto calcio d'angolo che viene a battere De Zotti. Tutti in avanti, c'è anche Segat che prova a dare un aiuto ai suoi, viene a spingere i suoi con questa punizione. Tiro che sibila a lato, vorrebbe la deviazione, l'arbitro dice di no, che non c'è stata nessuna deviazione su questo tiro che ha scagliato dai 20-25 metri, palla fuori di non molto, insomma, con un po' di tremore per Rossetto e compagni, che hanno pagato questo pareggio, perché adesso vedo un pochino più agitato anche Bessegato in panchina. Lancio lungo di Rossetto, palla che però viene controllata in qualche maniera, ma agevolato la ripresa del gioco da parte della formazione di casa. Guadagna palla il Caerano che poi complica la vita perché sbaglia il passaggio e permette poi ancora errori a centrocampo, un sacco di errori e un sacco di falli. Il primo ammonito è il primo ammonito della partita ed è Bressan. Allora Bressan viene ammonito al minuto 20°, mentre il Giorgione è in vantaggio, Giorgione sulla Piovese per 1-0. È un Giorgione che in casa, signori miei, spaventa tutti. Giorgione in vantaggio sulla Piovese per 1-0. Qui invece siamo sulla parità 1-1 al D'Agostin di Pieve di Soligo tra Eclisse Careni Pivigina e Caerano. Mognon offre la palla ai suoi avanti, rigato dalla parte opposta, Oudab che se ne va, Oudab che rientra, poi il lancio lungo, deviato parzialmente e fuori. C'è il calcio d'angolo per la compagine del Caerano, numero 6. Qualche protesta qua, tra l'altro di un ex presidente dell'Eclisse Careni Pivigina. Palla lunga ancora, contratta, può bloccare, può ripartire, attenzione, ripartenza non riuscita da parte di Tonon che si ritrova la palla in fallo laterale, può manovrarla ancora il Caerano che procederà ad una sostituzione, gamba tesissima, non tesa, tesissima, ammonito il numero 7, ammonito Salamon. E allora in un minuto l'arbitro regala 2 cartellini che non avevamo visto per tutta la partita. Chiaramente posso dire che ha ragione, perché partita che adesso può scappare di mano, no? Quindi è meglio andare a prevenire. Allora dovrebbe esserci il cambio per quanto riguarda il Caerano. Vediamo che cosa prova ad inventare, prova a mescolare le carte Bessegato. Lascia battere questa punizione chiaramente. Rigato e Oudab sul pallone, uno dei due la mette dentro ed è Oudab che la lancia lunga, forse un pochino troppo. No, era riuscito anche di testa a deviare.
Può ripartire la formazione di casa, lo fa con un tentativo sulla fascia destra del campo, se ne va, fa tutto il campo, attenzione, torna indietro, deve trovare un compagno libero, lo trova nel numero 7 Salamon che gira tutto dalla parte opposta per trovare Pavan ancora che non riesce a stopparla bene, anzi era De Faveri con il passaggio sul numero 3 Tonon, poi il tentativo di deviazione da parte di De Zotti, nulla di fatto, poi adesso deve soccorrere un pochino i suoi. 9-17, allora esce Gemelli, esce Gemelli al 23esimo minuto del secondo tempo ed entra il numero 17 Pontin. Non cambia nulla perché cambia solo l'età. Con il numero 17 Pontin. Cambia solo l'età perché Gemelli è un 91 e Pontin invece è un 2002, quindi qualche anno insomma in meno per Pontin, però cambia poco perché viene a schierarsi lì davanti Pontin e quindi a dare una mano ai suoi in questo momento un po' particolare dove la formazione di casa sta spingendo e sta pressando più del dovuto ed è giusto fare così in questo momento. In avanti ancora Tonon per l'anticipo, poi ancora De Zotti che è costretto a tornare indietro per trovare un compagno libero, lo trova, non gli dà l'imbucata perché non si era mosso giusto e allora ci riprova con De Faveri 1-2, palla che termina fuori, l'ha toccata per ultimo un giocatore del Caerano, quindi palla per Tonon con le mani. Va a servire Janko che la gira subito bene, di prima intenzione. Qui sono d'accordo, è una spinta che non influisce, è andato per le terre troppo facilmente il numero chi era? Era Bressan? Sì. Finale a Conegliano, quindi Conegliano batte Adriese 2-0 e primi 3 punti per Nico Pulzetti, il tecnico dei gialloblu, che finalmente può sorridere insomma per fare i primi 3 punti e se il Calvinoale rimane a 0 o va a 1 o va a 1 punto rimane penultima in classifica e non ultima, e questa è una cosa abbastanza importante in casa gialloblu. Qui invece in casa giallorossa situazione di 1 punto per il momento guadagnato, attenzione, si alza la bandierina, fuori gioco, si alza la bandierina del guardialine che decreta che l'uomo del Caerano era in posizione di fuorigioco. C'è il secondo cambio anche per la compagine del Caerano, ma dovrà aspettare Bessegato a farlo. Sta per entrare il numero 15 Filippo Piero Bon, un altro giovane, un altro 2004, lancio lungo, ma attenzione, fa buona guardia Rossetto che è lì, va a prendersela con i piedi, la gioca immediatamente su Mognon che aspetta la posizione dei suoi, poi ancora torna da Rossetto. Rossetto lungo, oltre la metà campo quasi. Poi anticipo netto, persa però la palla, Oudab la riconquista, è sempre lui che viene a ricucire qui a centrocampo, poi ancora riparte, questa volta l'1-2 non è buono, non è perfetto da parte di Mariuz, palla persa, riguadagnata, un po' di confusione a metà campo, ma ci guadagna ancora il Caerano con Oudab che va a pescare, attenzione a questa palla perché era molto molto bella, cerca di evitare il calcio d'angolo ma non ci riesce ed è il 7° calcio d'angolo al mio tabellino. Allora c'è il cambio o lo fa dopo? Immagino che lo faccia dopo il calcio d'angolo, sì. Sta per entrare, appunto, vi dicevo, Filippo Piero Bon e aspettiamo di sapere chi lascerà il campo per gli uomini di Bessegato. Siamo al 27° minuto, quasi alla mezz'ora del secondo tempo, palla pericolosa, messa bene, un colpo di testa di un difensore, però deve uscire la formazione di casa. Attenzione, il portiere è rimasto a terra perché tutti ad abbracciare il giocatore del Caerano. Non voglio dare la colpa a nessuno, per carità,
26, no, adesso lo vediamo. 27esimo minuto del secondo tempo, c'è il gol del giocatore che viene abbracciato adesso, del 17, che è Pontin, Gol del calcio appena Cairano, entrato. segnato con il numero 17 Pontin. Sostituzione per il calcio Cairano. Allora prendiamoci anche la sostituzione. Con il numero 5. Girardi ed entra con il numero 15 Piero Borna. Allora, 28esimo minuto di gioco del secondo tempo, torna in vantaggio ancora la formazione del Caerano, ma ripeto, non voglio dare colpe a nessuno, però lì la palla deve essere del portiere, signori miei. Non c'è niente da fare, sarà da rivedere l'azione, però c'è stato il tentativo di uscita non riuscito da parte del portiere che, aia, e qui è brutto, ultimo uomo tra l'altro anche, attenzione, no, non lo giudica ultimo uomo. Ammonito il 5 di noi, o il 3, cos'è? 3? Sì, ammonito Tonon, che ha rischiato parecchio, perché anche questo sarebbe da rivedere, insomma, ultimo uomo o non ultimo uomo, ha rischiato terribilmente la formazione di casa di ritrovarsi in 10 uomini, perché c'è stato questo fallo proprio da, se non era ultimo uomo era penultimo senza dubbio, ma mamma mia. Mamma mia, siamo risprofondati dopo il secondo gol, il vantaggio della formazione del Caerano con Pontin, che era entrato da nemmeno un minuto, penso. Quindi Pontin neoentrato al posto di Gemelli, che la mette dentro, però ripeto, grandi colpe, non me ne vogliono, insomma, alla difesa di casa Eclisse, perché lì il pallone non può essere del Caerano, lì il portiere deve farla sua, deve in qualche maniera gettarla via, attenzione, e questa volta è bravo il portiere di casa a dire di no con una deviazione di pugno, poi nessun problema per la ripresa del pallone, può venire in avanti ancora il Caerano, che adesso si è riportato in vantaggio sul 2-1 con la formazione al calcio d'angolo, scusatemi, è posizione di fuorigioco, e c'è Casagrande che chiama l'assistente per un altro cambio, entra il numero 14 Nardi. Ed esce il numero 3. Per noi esce con il numero 3 Tonon ed entra con il numero 14 Nardi. Allora Nardi, Tonon era stato anche ammonito, quindi onde evitare altre ammonizioni, altre complicazioni, insomma, fuori Tonon e dentro Nardi. Intanto c'è da soccorrere un giocatore che è rimasto a terra del Caerano, era l'ultimo uomo. Stiamo rivedendo un po' l'immagine che ha fatto dare l'ammonizione a Tonon, era probabilmente ultimo uomo, quindi è stato da un lato graziato, è stato da un lato premiato. Deve stare attenta l'Eclisse, perché adesso sul 2-1 doppi rischi. 31esimo minuto di gioco, altro cambio per la formazione del Caerano, che manda nel terreno di gioco il numero, allora vediamo, fa il cambio 3-14. Il calcio Caerano esce con il numero 3 Berto. Allora, fuori Berto al 32esimo del secondo tempo, e dentro il numero 14 Luca dalla Santa Casa. 2006, stiamo rivedendo anche, eccolo là, sì.
Purtroppo l'avevo visto giusto, un tentativo di uscita di Spadetto che poi si è fermato, non è andato più a raccogliersi palla. Lì in quelle condizioni o vai a prenderti palla o vai a prenderti il fallo sul portiere, è indubbio. Così invece hai permesso a Pontin di riprendere palla e di beffarti. Purtroppo la gioventù è anche questa, insomma, la giovane età è anche questa. Allora, intanto vediamo quanto mancano 8 a 40, 15, 8 e 7, 15 minuti, insomma più o meno. Arcella incredibilmente in vantaggio 1 a 0 con Bertan sul San Donà. Sono le squadre che sulla carta all'inizio del campionato avevamo dato come favorite, come possibili vincitrici già del campionato, insomma Porto Mansuè, Borgo Rico, San Donà, l'unica che sta confermandosi potrebbe essere la Godigese e la sorpresa secondo me Cavarzano, che poi non era una sorpresa perché tutti avevano capito che avevano fatto una gran squadra, l'abbiamo già vista qui al D'Agostin. Attenzione, il tentativo, la deviazione, però è una buona azione questa, una buona azione con dialogo tra Ianco e De Zotti, palla che termina fuori in angolo, ancora il calcio d'angolo battuto da De Zotti, 34esimo del secondo tempo, c'è il pareggio di Sottovia, tanto per non smentirsi, con lo United Borgorico Campetra che si porta sull'1-1 sul Porto Mansuè. Quindi Sottovia, sempre lui, ha smesso di segnare a Conegliano ma ha ricominciato in quel di Borgorico, quindi nessun problema per Sottovia, complimenti a lui. 34esimo del secondo tempo, mentre qui abbiamo avuto un'azione che poteva concretizzarsi in maniera... adesso c'è un po' di fatica nelle file del Caerano, hanno spinto parecchio, hanno corso parecchio e quindi adesso ci sono crampi per questo giocatore che è a terra al momento e chiaramente dalla panchina gli hanno detto ora stai lì calmo e tranquillo un attimo che guadagniamo anche un po' di fiato, un po' di esperienza. Si alza ed uscirà, sì, mi pare di sì. Si esce, altro cambio quindi per la formazione del Caerano che al 35esimo minuto del secondo tempo va alla sostituzione, quindi fuori il numero 11 per il calcio Caerano, esce con il numero 11 Tombacco ed entra con il numero 19 Treviso. Allora dentro il numero 19 Trevisan, fuori il numero 11 Tombacco al 35esimo minuto del secondo tempo, 10 minuti scarsi più o meno, più recupero al termine della gara. Devo tener conto anche che devo scendere per le interviste di rito, poi eventualmente ci sentiremo da bordo campo se possibile, se il microfono appunto arriva. E quindi palla tenuta, palla giocata ancora in avanti la formazione di casa che prova a portarsi nel pressing finale, nel forcing finale, però adesso c'è un po' di confusione anche e comincia anche un po' di stanchezza chiaramente. Replica il Caerano. Attenzione a Pontin, c'era forse un leggerissimo fallo da parte di Segat che è salito quasi sulle spalle di Pontin. L'arbitro ha lasciato correre forse perché aveva intuito che c'era il vantaggio e c'è un calcio d'angolo che è il numero 8 per il Caerano. E la vuol dir lunga anche questa, 8-4 per il Caerano, il conto dei calcio d'angoli, signori miei. Battuta Oudab o Rigato, uno dei due, ma sono sempre loro due. Rigato questa volta, la mette dentro, c'è... mi fanno paura, scusatemi, ma in questi... Attenzione, viene in avanti, cerca di
portarsi in avanti e portare su la squadra, la formazione di casa, che però è costretta a ritornare indietro perché molto bene si chiude la compagine di Bessegato. Intanto si prepara un altro cambio per la formazione di casa, immagino, con Janko che tiene palla, Janko che rimane lì, poi spinge, un po' di confusione, palla persa e via, e sta per entrare Kochu, sì, Kochu, il numero 19. E qui a sto punto chi tiriamo fuori? Sì, dobbiamo giocare con le doppie punte, quindi ancora De Zotti che non trova spazio. Vedete come viene costretto ad andare per linee orizzontali, quindi la palla non si velocizza, torna indietro. Guardate la marcatura assillante veramente da parte del Caerano, signori miei. Anche in questo caso spende il fallo, ma ci stava. Non lo ammonisce perché va bene così, dicono. E quindi allora c'è il numero 19 Kochu che entra al minuto 38, entra allora fuori Salamon. Fuori Salamon e dentro Kochu. Entra con il numero 19 Kochu. E allora dentro Kochu e andiamo a giocare con 2 punte adesso, tra l'altro anche 2 punte, Kochu è un bestione, insomma è un fisicone e insieme a Janko potremmo anche far paura e quindi questa potrebbe essere anche una soluzione che potrebbe essere adottata da Malerba magari nel proseguio del campionato, perché abbiamo visto che con una punta così, solo con Janko davanti, ci arriviamo pochino alle conclusioni. Per tutta la gara il mio tabellino per tutto il primo tempo non ha visto nulla di giallorosso, poi nel secondo tempo, quando si è trattato di dover spingere per raggiungere quantomeno il pareggio, qualcosa si è visto in più, però signori miei poca cosa, se dobbiamo essere sinceri. Palla fuori, è il Caerano che rallenta il gioco giustamente. Giorgione 1, Piovese 1, pareggio a Castelfranco Veneto per il momento, con il Giorgione, colpo di testa ancora, Kochu, prima palla che tocca, poi De Zotti che invita a salire e fa bene perché dobbiamo salire in alto, ormai non c'è più nulla da perdere, viene in avanti, bisogna non perderla, però vedi l'esperienza di Pippo Mognon che si è buttato a terra, si è buttato sopra il pallone, l'arbitro ha lasciato andare e ne ha guadagnato, e questa si chiama esperienza, nulla di fatto. E attenzione in avanti, bloccato molto bene questa volta, ancora però il Caerano che è lì, 40° minuto di gioco, 5 al termine con Scandiuzzi che spinge i suoi in avanti, oi, ed è il gol. Scandiuzzi tutto solo che gira palla sulla sinistra per il numero 17. Sì, è fortissimo. Ancora Pontin. È stato uno dei cambi più belli che ha fatto Bessegato sicuramente. Allora io ne approfitto per scendere negli spogliatoi, più o meno, insomma in campo, meglio dire, perché sul 3-1 mi sto arrabbiando un pochino con questa condizione. Pensavamo sull'1-1 di avercela fatta, o quantomeno di aver portato a casa un punto, adesso la situazione è piuttosto seria e complicata. A tra poco.
Bessegato, e quindi ottima la scelta, tra l'altro giocare senza paura. Ianco con Cociu che viene anticipato dall'ottima difesa del Caerano, gamba tesa forse di entrambi, poi se ne va Oudab che tiene botta, è un giocatore che con pallone tra i piedi non ha rivali. Pallone tra i piedi non ha rivali, va a conquistarsi un fallo davanti alla propria panchina. Una padronanza di piede incredibile il giocatore Oudab, e quindi guadagna una punizione importante per quanto riguarda 5 minuti ancora dati. 5 minuti che mancano alla conclusione della partita, una gara che si è andata a complicare per la formazione di casa, che sull'1-1 sembrava aver raccolto e raggiunto lo scopo, invece così non è stato, perché c'è stata il vantaggio subito della formazione del Caerano e poi il 3-1 che per il momento affossa forse le speranze dei padroni di casa su questo finale di gioco, su questo finale con sta per entrare anche il numero 16. Sta per entrare anche il numero 16 del Caerano, altro cambio per Bessegato per provare a rallentare un po' il ritmo, chiaramente perdere qualche secondo. Attenzione, cambio fuori il 7, dentro il 16. Quindi esce Rigato ed entra il numero 16. Rigato è stato senza dubbio uno dei migliori del Caerano, veramente bella partita per lui, fin dall'inizio ha giocato e duellato contro la difesa dell'Eclisse Carini in Pievigina e ha così giocato molto bene insieme ad Oudab, che hanno tenuto il centrocampo i due. Fallo, ammonito un giocatore della formazione del Caerano. Il numero 4 Scandiuzzi, il capitano, è stato ammonito il capitano del Caerano. Palla lunga con il colpo di testa risolutore da parte di Pippo Mognon, l'ex, che ha segnato il primo gol, il gol dell'ex.
con cui il Caerano si era portato in vantaggio per 1-0. Attenzione, ancora in avanti la formazione di casa che prova a stringere d'assedio negli ultimi minuti, ne mancano 4, pensiamo 3 e mezzo, 4 minuti per quanto riguarda la fine della gara, con il risultato che è fermo sul 3-1, ancora un intervento di Mognon che lancia fuori via il pallone più lontano possibile in questo caso, poi un'azione di rimessa da parte della compagine del Caerano che cerca di allentare la morsa, chiaramente, che ha stretto l'Eclisse, palla lunga ancora per andare a trovare il giocatore della parte opposta, non lo trova, ma il Caerano può ancora provare ad impostare un'altra azione d'attacco con un 1-2 ancora devastante. Attenzione a Spadetto che esce, palla che viene messa in calcio d'angolo, e quindi c'è un calcio d'angolo che si aggiunge alla lista. No, dai, stavo parlando con il mister del Caerano per l'intervista, e c'è il colpo di testa da parte di Janko, una bordata e una staffilata incredibile da parte di un giocatore del Caerano, che viene anche tra l'altro toccata e deviata da una maglia rossa, e quindi c'è ancora un altro calcio d'angolo per la compagine del Caerano, che va a battere l'ennesimo calcio d'angolo. Siamo, se non erro, a 10, e quindi direi che anche il conto dei calcio d'angoli la dice lunga su quello che è stata la partita oggi. Non c'è niente da fare, è una partita che la formazione di casa si è andata a complicare ed è finita. Ecco il triplice fischio finale con la compagine di Bessegato che espugna il D'Agostin, e quindi vince con il punteggio di 3-1 la formazione di Caerano. Io c'ho subito Malerba, a meno che non voglia salutare. Sì, tranquillo. E quindi andiamo ad aspettare naturalmente sia Malerba che Bessegato, i due allenatori che attendiamo qui dopo questa vittoria del Caerano, una vittoria che chiaramente non soddisfa il pubblico di casa e l'ambiente di casa, chiaramente, però è un buon Caerano che si è visto quest'oggi in campo, e quindi niente di fatto, niente da dire. Allora abbiamo Malerba prima, e poi vediamo il mister Bessegato, appunto, del Caerano. Mister, partita complicata. Una partita complicata, la partita ce la siamo complicata noi, perché quando bisogna fare gol bisogna farli, punto. È una cosa che ci portiamo dietro, dobbiamo migliorare in fretta. Sì, bisogna migliorare in fretta, perché anche questa squadra, per carità, giocano bene, perché stanno vivendo un ottimo momento di stagione iniziale. Vediamo di bloccare Bessegato, però sì, ti manca qualcosa. Anche lì davanti forse la soluzione a una punta con Janko, forse ci penserai 1 o 2 punti con Coggio, anche se è giovane. Ma noi le occasioni le abbiamo create, perché al secondo tempo, secondo me, sull'1-1 se potevamo fare il 2, il 3, però se non lo fai poi ci complica la vita. Sta categoria qua è così, poi prendi gol, ti lecchi le ferite e vai avanti. Mister, buon lavoro, perché non c'è altro, bisogna ripartire, bisogna lavorare sodo, e quindi avanti sempre, no? Certamente. Grazie. Arrivederci. Ringraziamo Massimo Malerba, e allora andiamo dalla parte opposta, dove c'è Bessegato, eccolo qua, e noi ci mettiamo qui a favore di telecamera. So che non sei un amante delle interviste. Vabbè, comunque te la meriti, e ve la meritate, perché è stata una signora partita, direi, che avete affrontato. Io dicevo in telecronaca che avete affrontato il Caereni senza timori reverenziali, giustamente.
Sì, la squadra sta facendo bene, abbiamo un bel gruppo, si stanno allenando bene, con voglia, volontà, con sacrificio. Loro sono comunque una bella squadra, però alla fine noi abbiamo un obiettivo, dobbiamo centrarlo e paura di nessuno e rispetto per tutti. Ma questo obiettivo cos'è? La salvezza, mi direi. Sì, salvezza il primo possibile, cerchiamo di farla la più tranquillamente possibile, poi quel che succede, succede. Oggi è successo di tutto perché nessuno si aspettava. Io in telecronaca ho detto beccare il gol di Mognon sarebbe una beffa perché tutti lo conoscevano e arriva Mognon e l'ha segnato. È il classico gol dell'ex. Però poi mi sono piaciuti anche la coppia Udab-Rigato che hanno tenuto botta molto molto bene. Sì, no, siamo contenti perché, ripeto, si stanno allenando bene, ma al di là di Driss, al di là di Giulio, tutta la squadra sta facendo veramente bene, anche Matte è entrato con spirito giusto, doppietta, siamo contenti. Beh, è una sorpresa perché vi hanno giudicato una sorpresa perché nessuno vi aspettava in alto lì, ma un po' l'euforia della promozione, un po' questo gioco che dicevi c'è e ci sta. Beh, quindi in bocca al lupo e buona continuazione per questo campionato che ti sarai reso conto che è difficilino. È molto diverso rispetto all'anno scorso, altri ritmi, altre fisicità, però noi Però gli uomini li avete. passiamo partita dopo partita e quel che succede, succede. Un bel cambio è stato quello di Pontin. Te Sì. lo sognerai questa Cambio azzeccato. Bene, ringraziamo Bessegato, in bocca al lupo. Bene, allora ringraziamo Bessegato, abbiamo concluso 3-1 per il Caerano sul campo dell'Eclisse Careni Pievigina. Purtroppo la situazione, vedo andarsene via i ragazzi, i giocatori abbastanza tristi, ma è così perché la partita non è stata sicuramente delle migliori. Linea allo studio. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.